apriamo il giornale. 2 giorni infuocati di messaggi. Tra l'altro Raffaele Padrone, che aveva lanciato, diciamo, il comunicato e che noi abbiamo preso al volo quest'oggi, tra l'altro il segretario regionale dell'UGL per la sicurezza e Friuli compie gli anni, quindi 58. 58 li porta bene, complimenti e auguri. E aveva lanciato questo comunicato, noi abbiamo preso in prestito la domanda: la polizia ha diritto di scioperare come tutti i lavoratori? E lui ha scatenato l'ira infernale, perché poi ha inserito nel sito nazionale il nostro servizio e la domanda: 2 giorni infuocati di messaggi, cioè il telefonino fumava. Alla fine, come avete visto, il 78% dice di sì, il 22% dice di no, poi ci sono stati alcuni messaggi idioti dei soliti noti, vabbè, si accontentano insomma di lanciare le loro, diciamo così, sciocchezze, ma quello che conta è che il 78% di quanti hanno inviato i messaggi hanno detto di sì, il 22% invece non è d'accordo. E quindi l'ho detto. Rimaniamo in tema di polizia, sindacato sì, sindacato no, con Monsignor Angelo Santarossa. La domanda del bravo direttore di ieri sera circa un problema abbastanza di attualità. Quando sono crisi c'è sempre qualcosa che va a male o c'è sempre bisogno che intervenga la cosiddetta forza dell'ordine per dividere i contendenti o per ottenere un po' di pace o di tranquillità. E cioè se i poliziotti sono lavoratori, come tutti, e quindi se sono lavoratori hanno anche il diritto allo sciopero. Penso che non dovrebbero i poliziotti in servizio preoccuparsi dei loro diritti, della salvaguardia della loro sicurezza e della loro dignità di uomini e di donne. Ma ci dovrebbe essere lo Stato stesso che sono a cura dei suoi servitori. Di chi deve aver cura lo Stato? Però vorrei ricordare ai miei amici telespettatori 2 cosetti importanti. Primo, le forze dell'ordine e quelli ai quali appartengono a questa categoria sono fatte esclusivamente da alcuni anni a questa parte da volontari. Non si va a fare il poliziotto, il carabiniere o il finanziere o il forestale per chiamata, ma si va per una scelta personale. Gli uomini delle forze dell'ordine, come tutti gli uomini delle forze armate, fanno giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione repubblicana e alle leggi dello Stato. Giuramento di fedeltà. Questo è il titolo più importante che va rispettato e che va ricordato, e noi siamo onorati di avere questi uomini e queste donne sulle nostre strade a proteggere la nostra sicurezza e a proteggere il nostro sonno notturno dai ladri di questi tempi sempre più numerosi.